Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo perché ancora questa sera abbiamo la possibilità e il privilegio di ascoltarti attraverso la tua parola, ascoltare la saggezza, ascoltare questa saggezza che è come una donna che in qualche modo eh, caratterizza la famiglia, le relazioni, eh, che si muove, che agisce con quei criteri che provengono da te. E questa sera, Signore, con Proverbi 31 vogliamo concludere questo percorso di formazione e di conoscenza della saggezza. Questa saggezza che è qualcosa che proviene dalla tua grazia e dalla tua presenza nelle nostre vite. E benedici questo incontro, ti chiediamo che il tuo Spirito possa parlarci e possa toccare i nostri cuori. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ciò che si può ripetere, imitare, è ciò che si può e si deve vivere. Questo potrebbe essere il motto per questa sera. Ciò che si può ripetere, imitare, è ciò che si può e si deve vivere. Sono gli insegnamenti di una madre al figlio oppure la saggezza incarnata da una donna, da una moglie. In altre parole, sposa la saggezza, falla diventare tua moglie, falla diventare tuo marito e legati ad essa con un patto, con un impegno per tutta la vita. Un benvenuto allo studio del venerdì con Proverbi 31. Due donne da imitare per quello che sono riuscite a trasmettere e a vivere, condizionando la realtà familiare e sociale. In sintesi, donne impegnate in tutto il mondo di Dio. Proverbi capitolo 31, versetto 10. Una donna virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Non è solo la conoscenza che queste due donne trasmettono, ma anche azione, abilità, competenza, lavoro, commercio, vita sociale, facendo attenzione ai più deboli, per vivere in modo adeguato il mondo creato da Dio. La saggezza era anche quella virtù in capo agli artisti, agli artigiani, quindi vivere il mondo di Dio con delle competenze per preservarlo, garantendo la vita a coloro che l'abitano. Abbiamo anche riflettuto sul concetto del timore del Signore, che non ha nulla a che fare con il terrore. Infatti è scritto, Proverbi, capitolo 1, versetto 7, il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Cerchiamo quel principio, quello stile di vita. Infatti il timore è reverenza e stupore verso Dio, al fine di conoscere il bene e riconoscere il male secondo la sua prospettiva, anziché la nostra, anche quando questo non ci conviene, anche quando questo ci tocca. Disprezzare la saggezza e l'istruzione ci porta a fare da soli, soprattutto ci rende lontani da Dio, correndo rischi nelle nostre relazioni e nelle nostre imprese. Allora, ricapitolando un po' il libro dei Proverbi, i primi 9 capitoli, in qualche modo, sono caratterizzati da 10 discorsi che un padre fa al proprio figlio, affinché la saggezza o la signora saggezza, così è definita, sia patrimonio per garantire generosità, integrità e che porti al successo e alla pace. In realtà questo libro ci ha fatto conoscere la saggezza applicata alla vita reale, quindi acquisire la saggezza da coloro che ci hanno preceduto. Parleremo infatti tra poco della saggezza di una madre tramandata ad un figlio. Poi dai capitoli 10 di Proverbi fino al 29 sono stati trattati diversi temi, applicando la saggezza ad ogni ambito della famiglia, al lavoro, ai vicini di casa, alle relazioni, insomma, tutto quello che concerne la salvezza e l'applicazione di essa. Il libro parla anche di probabilità,
Sì, parla di probabilità, ovvero esaminare la vita umana con o senza Dio. Che probabilità avrà? Quale sarà la differenza? Ma sicuramente una vita con Dio fa la differenza. Questa sera parleremo di donne, di una madre e di una moglie. Non è tanto l'identikit di una donna o di una madre perfetta, sarebbe difficile trovare nella nostra umanità un modello perfetto, piuttosto un modello che da imitare, essendo Cristo colui che ci ha presentato un modello perfetto della sua persona. Quindi leggeremo questo capitolo affinché ci sia dato un contributo per tutti noi da parte della saggezza. Sono due poesie separate, questa sera ne esamineremo una delle due, ma in conclusione possiamo leggere la seconda poesia e sarà oggetto di riflessione nella prossima sessione. Allora, capitolo 31, versetto 1, i primi 9 versetti. Questi saranno all'attenzione della riflessione di questa sera. Parole del re Lemuel, massime che sua madre gli insegnò. Che ti dirò, figlio mio? Che ti dirò, figlio del mio grembo? Che ti dirò, o figlio dei miei voti? Non dare il tuo vigore alle donne, non frequentare quelle che mandano in rovina ai re. Non si addice ai re, Lemuel, non si addice ai re bere del vino, né ai principi desiderare bevande alcoliche, che a volte dopo aver bevuto non dimentichino la legge e calpestino così i diritti di tutti i deboli. Date bevande alcoliche a chi sta per perire e del vino a chi ha il cuore amareggiato, perché bevano, dimentichino la loro miseria e non si ricordino più dei loro travagli. Apri la bocca in favore del muto per sostenere la causa di tutti gli infelici. Apri la bocca, giudica con giustizia, fai ragione al misero e al bisognoso. Abbiamo già un'idea di come Gesù camminava per le strade. Abbiamo già un'idea degli interessi di Gesù, che erano interessi legati ai più deboli. Allora, quello che mi colpisce è che la saggezza si impegna per i deboli. Chi è in autorità, nella circostanza sono le parole di una madre rivolte ad un re e forse anche le parole di un padre che ha ricevuto da una madre che darà un figlio. Quindi vedete come la saggezza si muove tra le varie generazioni, come se volesse trasferire quella eredità preziosa ricevuta dalla madre. Nell'esercizio della sua autorità si impegna questo re verso coloro che sono emarginati dalla società o che si emarginano spontaneamente a causa dei loro disagi, e per avere questa sensibilità sociale sono necessarie alcune raccomandazioni. Le donne e il bere, soprattutto quando uomini di potere possono disporre di entrambe le cose fuori dal matrimonio. Una società sana è quella che garantisce sostegno a tutti, soprattutto verso coloro che sono dimenticati. Il muto non ha neanche la possibilità di dire qualcosa. Ricorderemo Gesù, come ha saputo incamminarsi anche verso coloro che erano malati, emarginati, dimenticati, feriti, esclusi, inesistenti. Vangelo di Giovanni, capitolo 5, dai versetti 1 a 3. Dopo queste cose ci fu una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme presso la porta delle pecore c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici. Il re dei re passa tra loro e le parole di questa madre sono parole rivolte affinché gli ultimi, i deboli, gli emarginati vengono considerati. Gesù salì a Gerusalemme e non perse di vista i suoi obiettivi di redenzione e guarigione. Redenzione e guarigione. Lo stesso è per coloro che sono in autorità, che hanno dei compiti da svolgere per il bene dell'intera comunità. Anche il bere, in quantità eccessive, favorisce la perdita di controllo
e l'adeguata lucidità, perdendo gli obiettivi del proprio ruolo di governo, coinvolgendo e danneggiando altre persone. Il mio bere, il bere di qualcuno in autorità, il tuo bere può danneggiare tante altre persone. Pensate a una guida in stato di ebbrezza, pensiamo a chi è in autorità, a chi ha un governo, perde lucidità. Ecco le parole di una madre, come anche le parole di un padre ad un figlio. Comportati bene, perché altre persone sono coinvolte nel tuo modo di vivere e di agire. Si potrebbe dire, o potremmo dirci questa sera, comportati da figlio del re Gesù. I primi cristiani vennero chiamati così, proprio perché seguivano le orme del Maestro e imitavano il suo carattere. Allora che onore portare quel nome, piuttosto qualcuno che ci dia un nome inappropriato, che ci faccia vergognare. Sei un santo convertito, è una parola forte, è una parola che ti ferisce, è una parola che ti fa capire che c'è stato un cambiamento nella tua vita. Da una parte ti vedevano come una persona santa, un punto di riferimento, e poi ti dicono sei un santo convertito. Che significa? Che hai perso quella lucidità, hai perso quella salute spirituale che ti permetteva di essere un punto di riferimento. È un'indicazione per ciascuno di noi a non perdere di vista le nostre vocazioni. Che tu sia un pastore che hai la responsabilità di guidare una chiesa, o che tu sia un credente, la tua vocazione è quella di imitare il carattere di Cristo e di fare discepoli portando il profumo di Cristo in ogni ambito. Poi abbiamo indicazioni da una madre protese a favorire l'ascolto nelle nostre vite. Versetti 1 e 2, parole, rileggendo il nostro testo, parole del re Lemuel massime che sua madre gli insegnò. E qui ci sono 3 domande. Che ti dirò, figlio mio? Che ti dirò, figlio del mio grembo? Ed infine, che ti dirò, o figlio dei miei voti? Se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, allora ci si predispone all'ascolto. L'ascolto è anche una forma di sottomissione all'altra persona, affinché si possa cogliere pienamente ciò che sta dicendo. Non è forse scritto nella lettera di Paolo agli Efesini: sottomettetevi gli uni gli altri nel timore di Cristo? Che cos'è questa sottomissione? In realtà è una predisposizione all'ascolto. Quante volte le nostre conversazioni sono caratterizzate da una mancanza di ascolto? Uno parla eppure l'altro. Così perdiamo questa connessione, questa sottomissione ci manca, che ci permette di ascoltare. E Paolo ce lo ricorda: sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Non sappiamo molto di questo re e come abbia gestito gli insegnamenti di sua madre, ma il fatto che sono riportati significa che hanno un grande valore, ha dato un grande valore a quelle parole, se no non le avrebbe riportate. E d'altronde noi che cosa riportiamo, che cosa ricordiamo? Quelle parole che hanno significato la nostra vita, quei comportamenti che hanno caratterizzato chi ci ha preceduto. Ricorderemo un gesto di un nonno, di un padre, di una madre, di una parola, di una frase. E se questa parola la ricordiamo, la rievochiamo, vuol dire che ha prodotto dei risultati nelle nostre vite. E quindi è una sfida ad educare, ad insegnare ai nostri figli, ma quella più difficile è quella di essere coerenti con ciò che condividiamo con loro, con la fiducia che rimarrà una parola che produce i suoi frutti al momento opportuno. E così Isaia, capitolo 55, versetto 11, così è scritto: così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine per cui l'ho mandata. Che grande sicurezza, che grande certezza, che grande rassicurazione alle nostre preghiere. Quante volte abbiamo pregato per qualcuno, per i nostri figli, per i nostri parenti, per quelle parole dette in una circostanza, per quell'incontro con un tuo amico, con un collega di lavoro. Poter dire a te stesso, attraverso questa parola rivelata: così è della mia parola, uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine
ciò per cui l'ho mandata. E questo è rassicurante per ciascuno di noi. E ritornando a quelle 3 domande che ti dirò, figlio mio, che ti dirò, figlio mio del mio grembo, che ti dirò, figlio dei miei voti, questa tripla ripetizione ci dice che lei è sincera e appassionata e tutto quello che viene comunicato con passione tocca il cuore, l'anima di chi ascolta. Le caratteristiche di chi parla sono dettate da tenerezza e affetto, come parlerebbe una madre di buon senso, una madre che ci conosce fin da quando ci ha concepiti e custoditi nel suo grembo. Mi sono chiesto come mai c'è questa domanda anche che riguarda il grembo, la gravidanza, quei famosi 9 mesi, quei famosi dialoghi silenziosi tra una madre e il proprio figlio. È un ripercorrere la vita a ritroso. In queste 3 domande vedo un ripercorrere la vita a ritroso. È una stretta relazione che parte da molto lontano, parte dalla realtà presente di quell'incontro, la cui domanda è: che ti dirò, figlio mio? E poi cammina nel tempo fino ad arrivare ad un dialogo con quel bambino che aveva nel grembo. Quindi è come un ritornare da oggi fino al giorno, ai mesi di quella gravidanza. Sapete cosa accade in quel grembo? Sapete quali dialoghi si sviluppano in una madre che ha il figlio nel grembo? Le madri lo sanno, voi lo avete sperimentato, quel dialogo. Si ama in modo incondizionato. La madre sviluppa un amore incondizionato. Ti amo nonostante non ti conosco, ma so che ci sei e stai crescendo dentro di me. Questo è quello che sente una mamma. Questi sono i dialoghi di una madre. Ti amo in modo incondizionato. Non ti conosco, ma ti sento. Ognuno di noi che è venuto alla vita ha gustato questo amore incondizionato, che lo ha posto nella condizione di essere desiderato, cercato, voluto e accolto. Ora quella madre, la madre del re, glielo ricorda, affinché pratichi quell'amore incondizionato verso il suo popolo, in particolare per i più deboli. Quindi questo amore incondizionato della madre verso il figlio ora è un'esortazione affinché questo re ami il suo popolo in una maniera incondizionata. Versetto 5, che a volte, dopo aver bevuto, non dimentichino la legge e calpestino così i diritti di tutti i deboli. Non dimenticare la legge, una madre sta dicendo al proprio figlio. Non dimenticare ciò che ti ho insegnato, per non calpestare i diritti di tutti i deboli. Perdere di vista la propria vocazione significa danneggiare tante persone. Qui il termine è tutti deboli. E ancora c'è in questa triplice domanda ce n'è una particolare. Che ti dirò, figlio mio, dei miei voti? Qui ci dice qualcosa di più di una madre che aveva una relazione speciale con Dio. E ricorderemo chi ha fatto un voto per un figlio che non arrivava. Stiamo parlando di Anna per il Samuele, che il Signore le donò dopo tanti anni di sterilità e tanti anni di vessazione. È stata una donna martoriata da altre persone. Prima Samuele, capitolo 1, versetto 11, fece un voto, stiamo parlando di Anna, e disse: O Signore degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sulla sua testa. Io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita. E mi sono chiesto che questa società, questa cultura, come quelle che ci hanno preceduto, hanno bisogno di donne, di madri come queste, per favorire una cultura, una generazione di re
di uomini e di donne di Dio, fidandoci della chiamata efficace di Dio in loro. Quindi non solo vediamo un re che deve amministrare un regno, ma vediamo una madre che ha una vocazione, decide di impegnarsi con Dio affinché quel figlio, quella figlia che arriverà, sia impegnata, consacrata per il suo regno. Questa madre si preoccupa che ci sia forza e virilità nel suo regno, evitando tutto quello che lo avrebbe potuto indebolire. Come le donne fuori dal matrimonio ed eccessivo alcol sono una rappresentazione della distrazione e comunque perdere lucidità nel mandato missionale, nel nostro caso, ma nel suo caso distraendosi dall'amministrazione del suo regno. Anche noi possiamo distrarci dal nostro mandato, allontanandoci dalle nostre vocazioni. Soprattutto ci allontanano dall'arte di amare come disciplina che ci spinge ad essere al servizio degli altri. Un re serve il suo popolo e si occupa dei più deboli. E poi c'è questa provocazione scritta nei versetti 6 e 7, che poi andremo a commentare velocemente. Lui dice, non solo non devono bere eccessivamente alcol, piuttosto provoca in un'altra direzione, dice date bevande alcoliche a chi sta per morire e del vino a chi ha il cuore amareggiato, perché bevono, dimentichino la loro miseria e non si ricordino più dei loro travagli. Allora qui l'autore non sta dicendo che in alcune circostanze l'alcol sia legittimato ad essere assunto. È un ragionamento provocatorio e sarcastico, piuttosto è un modo per comunicare che le nostre angosce vanno curate, sanate e affrontate piuttosto che annegate da ciò che non ci fa pensare e riflettere. Chi abusa di alcol in realtà non vuole essere rimproverato. Quindi è come stare in una stanza da solo dove la coscienza, dove non c'è nessuno che ti rimprovera. E non è questo il senso. Piuttosto la cura, le risoluzioni si affrontano diversamente. L'unico modo è che ci siano delle figure, delle persone che siano prossime e che offrono protezione a coloro che sono più deboli. E poi versetto 8 dice apri la bocca in favore del muto. Come si fa ad aprire la bocca in favore del muto? Per sostenere la causa di tutti gli infelici. Apri la bocca, giudica con giustizia, fai ragione al misero e al bisognoso. Vedete come gli interessi di un re, cioè una società sana, fondamentalmente, un regno sano, è un regno che si occupa dei più deboli. Come nella Bibbia abbiamo trovato l'orfano e la vedova, gli interessi di Dio, un Dio particolare, speciale per i più deboli, così qua troviamo anche nell'amministrazione di un regno che ci sia la causa degli infelici, che si segua la causa degli infelici. La forza di un regno, nel contesto di questo re, la forza di una comunità, la forza di una città amministrata da un sindaco, possiamo dire oggi, riflettendo anche sulle elezioni ultime a New York, sarà anche quella di dare voce a coloro che non possono parlare. Adesso bisognerà vedere se hanno fatto campagna elettorale solo, oppure c'è una verità, una novità a New York. Perché è necessario dare voce al muto? Perché è necessario occuparsi degli infelici? Perché bisogna fare ragione al misero e al bisognoso? Perché sono troppo incapaci di contrastare le ingiustizie, troppo incapaci di affrontare i potenti, troppo incapaci di esprimersi in modo convincente, troppo poveri per ottenere prove adeguate per proteggere la loro vulnerabilità e per incutere rispetto. In fin dei conti, tanti di loro non esistono per quella società. E invece sono persone che devono esistere. Ci sono. Il muto descritto nel testo, di fatto, non può dire nulla e gli è impedito ogni forma di comunicazione, ma un re può essere attento a ciò che vorrebbe esprimere, amministrando quel regno con giustizia e ascoltando la voce di coloro che non possono parlare o ne sono impediti. Il re presta la sua voce
a coloro che non hanno voce. Questo è il senso del nostro ragionamento. Allora, come incoraggiare invece i più deboli e coloro che si trovano in circostanze simili? Il Salmo 139, che preferisco sempre leggere più di una volta, ci dice di un Dio che ci ama, ci conosce e ci riconosce come individui, come soggetti, che ci distingue dagli altri, che ci dà valore come gli altri, che ci offre la sua giustizia anche quando non la riceviamo dagli uomini. Salmo 139, dai versetti 14 a 17, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto è grande il loro insieme. Allora abbiamo esaminato le parole di una madre, stiamo concludendo, che riporta il suo ragionamento ai dialoghi con il proprio figlio quando quest'ultimo era nel suo grembo. Nello stesso modo sappiamo e speriamo in un Dio che ci ricorda chi siamo, anche quando non abbiamo avuto tutte le attenzioni di una madre premurosa. Non tutti siamo stati amati come dovevamo essere amati, però abbiamo un Dio che ci ama a prescindere. Laddove ci sono state carenze genitoriali, mancanze, inadeguatezze, che forse oggi ci pongono ancora in una situazione di tensione, possiamo accogliere il pensiero di Dio che in qualche modo ci ha amati più di loro, e questo ci rassicura. È scritto: io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Così, se c'è qualcosa che ci è stato detto, che ci è stato fatto, noi possiamo pensare ad un Dio che riscrive il nostro modo di vederci, di pensarci in una maniera diversa. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Questo dovrebbe essere la preghiera di questa sera prima di addormentarci, di dire al Signore: io ti celebrerò questa sera, Signore, ancora una volta, perché sono stato fatto in modo stupendo. In che modo questo brano ci riguarda? 2 riflessioni finali. Ci riguarda perché tutti quelli che credono possono essere figli regali, figli del Re dei Re. Infatti è scritto in Galati capitolo 4, versetti 4 a 7, ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida: Abba, Padre. Così tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio o sei figlia, sei anche erede per grazia di Dio. Amen. Possiamo riflettere che la madre abbia insegnato questi principi quando il figlio era solo erede al trono, per poi trovarsi pronto nell'amministrare quella eredità. Quindi l'erede al trono si dice spesso, no? Chi sarà l'erede al trono? In questo dire l'erede al trono, la mamma ha lavorato nella vita di questo figlio e quando è arrivato il momento si è trovato preparato, formato per amministrare quel regno. Abbiamo letto dalla lettera ai Galati: ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio. Così la mia attenzione si sposta da un re terreno e solo terreno ad un re anche celeste, che ha saputo guardare ai bisogni dei più deboli, agli indigenti, alle vedove, agli orfani, agli emarginati, ai poveri, agli esclusi. Gesù era il tipo di re che la madre del re Lemuel desiderava che fosse, affinché si risponda ancora oggi alla sua chiamata
al fine di appartenere al suo regno. Egli ha cura di te come farebbe un re perfetto, perché nelle sue priorità ci sono coloro che hanno bisogno di lui. Se diversamente non appartieni a questo regno, oppure ti senti escluso da questo regno, allora chiedi a Dio di adottarti come figlio, credendo in Lui e nella sua opera di salvezza compiuta alla croce. Se hai difficoltà a credere, ci sarà lo Spirito Santo che ti aiuterà a comprendere l'opera di Dio anche nella tua vita. Pagando Gesù il prezzo per i nostri peccati, per condurci a Dio, la Scrittura ci dice che da ricco che era si è fatto povero per offrirci le sue ricchezze che aveva nella disponibilità, ovvero la sua giustizia in cambio del nostro peccato. Ha compiuto ciò che alla croce viene chiamata l'opera della sostituzione, al fine di portarci a Dio e renderci con Lui suoi eredi. Quel buon re, raccomandato dalle parole di una madre, ora trovano il compimento con il Re Gesù, che ha adempiuto pienamente le parole del Padre affinché uomini e donne, infermi e malati spirituali, fossero guariti e che questa guarigione